Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tantissima cronaca, tantissime notizie, anche l'attesa per quanto sta avvenendo a Milano. È riunito un vertice per decidere le sorti della pista da bob di Cortina d'Ampezzo, in pratica delle Olimpiadi invernali del Veneto. Vediamo il titolo del Gazzettino: Malagori mette in pista Cortina. Inchiesta della Corte dei Conti, Zaia dice senza bob o altre gare, strade separate. Ovviamente questa riunione è in corso e vedremo se riusciremo a darvi nel corso di questa edizione la notizia che tutti si aspettano, se la pista del bob sarà mantenuta così come era stata progettata, evitando di fare il museo, e questo secondo Malagò permetterebbe di abbattere i costi, o se invece la pista da bob andrà in Piemonte, sarà utilizzata quella del Piemonte a Cesana o addirittura in altri paesi. Si è parlato di Innsbruck e di altri impianti. Ma andiamo subito sulla cronaca nera che non manca mai nei nostri telegiornali. Purtroppo è stato ritrovato a Vigonza, torniamo su questo fatto drammatico, a Vigonza nelle acque del fiume Brenta, il corpo senza vita di Ivan, il sedicenne ucraino che era scomparso da casa venerdì scorso. Si sono spente attorno alle 18 di lunedì le speranze di ritrovare vivo Ivan, il sedicenne ucraino scomparso da casa venerdì scorso. A quell'ora, infatti, i vigili del fuoco hanno trovato il suo corpo nelle acque del fiume Brenta. Il corpo senza vita è stato individuato dai sommozzatori di Vicenza all'altezza del secondo ponte della ferrovia, recuperato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per cercarlo, dopo la denuncia ai carabinieri presentata dalla sorella, fatta sabato mattina, si erano mossi anche i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il sedicenne è stato individuato per l'ultima volta dalle telecamere di sorveglianza della zona, proprio in quel tratto del fiume. Lì si sarebbe agganciato il segnale del telefono, che successivamente era risultato sempre spento. Ivan, arrivato in Italia da 3 mesi, abitava ad Abano Terme con la famiglia, la sorella e suo marito, mentre la madre è rimasta in Ucraina e frequentava da qualche settimana una scuola professionale. Le ricerche erano scattate subito dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla sorella, anche con l'aiuto dell'elicottero dei pompieri. Ricerche che si erano concentrate nel tratto tra San Vito di Vigonza e Ponte di Brenta, e tutti speravano in un finale diverso. Restiamo nel Padovano. L'interrogatorio in carcere di convalida del fermo per il 28enne pasticcere di Limena, arrestato per aver accoltellato un motociclista al culmine di una lite stradale. Verrà sottoposto in giornata ad un secondo intervento chirurgico per cercare di rimarginare le profonde ferite Alexandru Taruta, il 32enne moldavo, accoltellato domenica pomeriggio a Limena in via Bocca al culmine di una lite stradale con un automobilista, Francesco Danna, 28enne pasticcere, che è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Oggi nel carcere circondariale di Padova l'interrogatorio con il giudice che dovrà decidere se convalidare il fermo. Irina Taruta, la sorella del 32enne ferito, al telefono ci ha confermato che il fratello ha rischiato di morire. 3 coltellate, una al volto, una vicino alla milza e una alla gamba. Il ragazzo ha perso molto sangue ed è stato salvato grazie ad un primo intervento chirurgico. Il 32enne parla ancora poco, è molto provato. Della lite ricorda ben poco, se non la violenza con cui è stato colpito dall'automobilista che ha estratto un coltello a serramanico. Il diverbio stradale pare sia scaturito da una manovra o da un sorpasso azzardato lungo la tangenziale. Il 32enne moldavo ha seguito quasi fino a casa il 28enne pasticcere. Qui il diverbio è degenerato nell'aggressione da parte di quest'ultimo, che pare abbia riferito al suo avvocato di essersi sentito minacciato. Una notizia arrivata poco fa: a Moriago della Battaglia un pullman è finito fuori strada, nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri sono arrivati da Conegliano e Treviso con l'autogru e hanno messo in sicurezza il mezzo, finito con le ruote del lato destro nel fossato a bordo strada. In corso le operazioni di recupero e di bus, di autobus, di pullman. Si sta parlando moltissimo dopo gli incidenti, ancora sotto indagine, del cavalcavia di Mestre e del pullman finito contro un pilone in via Carducci, sempre a Mestre. Adesso però andiamo a Marano Vicentino, perché c'è Luisa Bertini per dei problemi seri che riguardano addirittura il rischio
un crollo di edifici a causa della struttura di tombinamento della roggia. A te Luisa, a te. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Marano Vicentino in compagnia del sindaco Marco Guzzonato, perché è stato approvato un progetto di messa in sicurezza, come anticipavi, della piazza che è stata di fatto chiusa totalmente. Col collegamento vediamo di ripristinarlo. Intanto vediamo con Francesco Ceron in regia, vediamo la foto dell'autobus della MOM che è finito nel fossato a bordo strada. Vedete, per fortuna non si è rovesciato questo pesante mezzo e per fortuna non ci sono stati feriti. Vediamo se riusciamo a ricollegarci con Luisa Bertini, ma mi pare di no. Intanto allora andiamo avanti, Francesco, con il servizio sul caporalato. È una piaga di cui spesso si sta parlando, ogni tanto ci sono casi anche piuttosto gravi qui in Veneto. Vediamo sempre da Padova il nostro servizio. L'hanno cominciato qua, al mese 200-300 euro pagare. Poche parole per raccontare l'esasperazione, costretti a pagare per poter lavorare fino a 300 ore al mese per 2 cooperative di facchinaggio. Sono circa una ventina i lavoratori del Bangladesh che qualche mese fa si sono rivolti al sindacato di base ADL Cobas per denunciare la loro condizione di sfruttamento da parte di 2 caporali. Sono costretti a pagare il pizzo ai caporali che gli chiedono ogni mese 200 euro di stipendio per farli lavorare continuativamente, oltre al fatto che gli hanno fatto pagare anche 2.500 euro per assumerli. Questi lavoratori operano all'interno del MAP per 2 cooperative. Cooperative di facchinaggio che lavorano in subappalto per un grossista che lavora a sua volta all'interno del mercato agroalimentare. Sono costretti a fare anche 14-15 ore al giorno, per cui normalmente loro arrivano a fine mese con 280-300 ore in più. ADL Cobas inoltre ha denunciato la situazione all'autorità giudiziaria ed è in corso un'indagine. Abbiamo denunciato tutta l'autorità e chiediamo sostanzialmente che, perché sappiamo come vanno a finire poi queste cose, che il MAP intervenga e faccia in modo che i caporali vengano allontanati, che venga interrotto il rapporto con le cooperative e che venga garantito a questi lavoratori di poter continuare a lavorare qui dove hanno lavorato fino adesso. Per questo infatti chiederemo anche un incontro in prefettura dove questa cosa venga sancita legalmente. In attesa che l'indagine faccia il suo corso potrebbe arrivare anche un incontro in prefettura. Dal MAP intanto una nota ufficiale del presidente Mario Liccardo che esprime stupore e rammarico per questa denuncia. Non intendiamo certo chiudere gli occhi su qualsiasi fatto che si verifichi all'interno del perimetro di operatività del nostro ente, essendo il principio di legalità un caposaldo imprescindibile riaffermato a chiare lettere anche dal codice etico di cui MAP si è dotato già da alcuni anni, si legge nella nota, fermo restando altresì il rispetto del principio di garantismo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Valuteremo comunque nel proseguo ogni iniziativa utile a rafforzare il rispetto di questi principi, conclude Liccardo. Allora andiamo a Lonigo, dove un ex artigiano è stato denunciato per furto aggravato e continuato. Si sarebbe impossessato illecitamente di fondi dell'azienda per cui lavorava sua moglie. Lonigo, un ex artigiano della zona, si sarebbe fatto intestare senza averne titolo svariati assegni e bonifici dai conti correnti di un'azienda presso cui lavorava la moglie come impiegata amministrativa.
Proventi illeciti sottoposti a tassazione per 220.000 euro, sottratti tra il 2017 e il 2020, secondo le verifiche fiscali dei militari della Guardia di Finanza della tenenza di Noventa Vicentina, che hanno passato al setaccio i conti della società intestata all'artigiano, ditta attualmente chiusa, per la quale nel 2021 non erano state presentate tutte le dichiarazioni obbligatorie, occultando al fisco la totalità dei guadagni. L'uomo, denunciato per furto aggravato e continuato, dovrà sottoporsi al giudizio del Tribunale di Vicenza, versare all'erario le imposte connesse agli illeciti guadagni e le relative sanzioni amministrative pecuniarie previste. Andiamo a Casale sul Sile perché c'è stato un inseguimento di un uomo che è sfuggito a un controllo dei carabinieri, è stato inseguito dagli uomini dell'Arma e l'auto si è capottata. Ci racconta tutto Daniela Sizia in diretta. A te, Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno anche telespettatori. Sì, come hai detto tu, un'auto dei malviventi non si è fermata all'alt dei carabinieri in via Nuova Terraglio qua a Casale sul Sile, ha speronato l'auto degli uomini dell'Arma e poi ha preso contromano, direttore le faccio vedere a poche centinaia di metri, la rotonda che vedi lì, un contromano ha impattato contro un'auto, un'utilitaria di 2 residenti che si sono feriti lievemente, l'auto dei malviventi si è invece capottata e i 2 malviventi sono riusciti comunque a fuggire in mezzo ai campi, inseguiti dai carabinieri. Fra l'altro 2 carabinieri si sono feriti anche loro lievemente dopo lo speronamento proprio dell'auto dei malviventi, sono fuggiti. Uno è stato catturato, si tratta di un 28enne rumeno già conosciuto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Probabilmente ladri che avevano messo a segno dei raid qua in zona tra Casale e Roncade e poi appunto una volta trovata l'auto dei carabinieri l'hanno speronata e come raccontato hanno impattato contromano un'auto dei residenti. Sono in compagnia del sindaco di Casale. Intanto buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Si torna a parlare di furti, ma non solo, perché qui è un fatto ancora più grave, mettendo a rischio dei cittadini. Si tratta di 2 cittadini del posto che hanno riportato delle ferite lievi. Un'auto che a tutta velocità ha preso contromano una rotonda, poteva davvero essere una tragedia. Sì, infatti quello che mi preoccupa è che qui questi delinquenti alzano sempre in più il livello della pericolosità, perché oltre a entrare nelle case quando le persone ci sono, quindi senza aver assolutamente paura della presenza insomma, dei proprietari, ma addirittura qui commettere un reato e poi non aver paura nella fuga di far del male a delle persone, addirittura imboccando una rotonda contromano, quindi accettando il rischio di poter ammazzare qualcuno. Ecco, e si torna a parlare ancora di furti, sicuramente, molto probabilmente si tratta di ladri che avevano messo a segno dei furti e una piaga che è difficile davvero da arginare questa. Beh sì, credo che non sia molto semplice anche per le forze dell'ordine essere ovunque, anzi è impossibile per loro. Sicuramente fanno un ottimo lavoro, l'abbiamo visto in questo caso dove la risposta è stata immediata e questo è importantissimo perché i cittadini si sentono sicuri nel momento in cui vedono che la risposta delle forze dell'ordine e delle autorità è immediata. E su questo c'è stato, ma qui a Casale c'è stato anche in altri episodi proprio grazie anche al fatto che noi fortunatamente abbiamo la presenza in loco di una caserma dei carabinieri. Abbiamo anche un sistema di videosorveglianza che agevola le forze dell'ordine nel loro lavoro e abbiamo anche l'aiuto di alcuni cittadini che si sono resi disponibili con il controllo di vicinato. Quindi questa rete ha garantito a Casale fino ad ora comunque di essere tra virgolette un'isola felice perché ad oggi abbiamo avuto in questa stagione soltanto un furto e anche negli anni passati non abbiamo registrato grandissimi numeri. Però sì, è una piaga che non vorrei mai vedere in aumento e invece vedo che questi sono sempre più senza freni e questo mi preoccupa. Il neo più grosso è quello del sistema giudiziario, si diceva prima, sono stati catturati, uno è stato catturato ed è accusato di omissione di soccorso perché sono scappati, di lesioni colpose e di resistenza pubblico ufficiale. Ovviamente poi indagini dei carabinieri per accertare i colpi, i furti messi a segno nella zona. Un sistema giudiziario dicevamo che insomma qualche pecca la fa.
Sì, sicuramente c'è una questione di interpretazione che cambia ovviamente da giudicante a giudicante, ma poi a monte ci sono forse degli strumenti un po' troppo larghi a favore di queste persone, nel senso che probabilmente per anni, per svuotare le carceri, perché noi abbiamo in Italia questo famoso problema delle carceri affollate, si sono attuati dei sistemi per avere subito una pena. Il problema è che però poi la pena viene applicata, domanda, cioè quanto dura la pena per queste persone e come facciamo a restituire ai cittadini un senso di certezza, un senso di che queste persone vengano punite, perché la sensazione che magari sia sbagliata o sia giusta, questo io non lo posso dire, ma la percezione è che ci sia un senso di impunità che non hanno solo i cittadini, ma evidentemente anche questi delinquenti pensano di farla franca. Grazie Sindaco. Io direttore ti lascerei facendo vedere di nuovo la rotonda dove c'è stato questo impatto, fra l'altro intorno alle 20:30, quindi insomma non di notte, potevano esserci molto più auto e poteva davvero esserci una tragedia, perché l'impatto, ricordo, è stato un impatto violento ed è l'auto dei malviventi è andata contromano in rotonda, quindi rischiando davvero di uccidere qualcuno, ed è ovviamente caccia al secondo uomo, quindi al complice del malvivente, del 28enne rumeno, che è stato invece arrestato. Qua da Casale sul Sirio, direttore, è davvero tutto, ti restituisco la linea. Grazie molto a Daniela Sizia. C'è stato un incredibile incidente di un'auto elettrica che è finita nella piscina di un'abitazione, è successo a Conegliano, incolume per fortuna l'automobilista. Ha perso il controllo della sua auto elettrica, un Audi Q4, forse per una manovra sbagliata, finita decisamente male perché la vettura, uscendo di strada, si è infilata nella siepe di un'abitazione, cadendo nell'ampia piscina tra il giardino e la casa. L'episodio questa mattina poco dopo le 9 a Conegliano, in via Asiago, nel quartiere di Monticella, dove la siepe non ha trattenuto la corsa della macchina fuori controllo, che fortunatamente non ha trovato sulla sua strada né persone né animali, ma la conducente mai sarebbe andata a pensare di poter finire la sua corsa in acqua. La donna è riuscita a uscire da sola dall'abitacolo, riemergendo dalla piscina fradicia ma incolume, mentre il mezzo si è inabissato. I vigili del fuoco di Conegliano hanno svuotato del tutto la piscina per permettere il recupero dell'Audi da parte del carro attrezzi. Torniamo a Marano Vicentino da Luisa Bertini, perché c'è il rischio crollo per alcune case, quindi è partita la messa in sicurezza idraulica. A te di nuovo la linea, Luisa. Sì, direttore, buongiorno ai telespettatori. Sono in compagnia del sindaco di Marano Vicentino, Marco Guzzonato, perché è stato approvato il progetto di messa in sicurezza di questa piazza che sorge sopra una roggia. A maggio era stata parzialmente chiusa alla viabilità proprio in attesa di questo progetto di messa in sicurezza. Sindaco. Sì, il lavoro nostro è proseguito e abbiamo affidato nei mesi scorsi uno studio di fattibilità appunto all'ingegner Zuccolo, che è quello che aveva anche fatto la perizia sui problemi della tombinatura. L'ingegnere ha adesso predisposto questo studio di fattibilità, che è un progetto preliminare, e la Giunta l'ha approvato. Adesso l'iter, per quanto la situazione sia delicata e urgente, dobbiamo comunque seguire le procedure previste per un'opera pubblica, quindi adesso l'iter prevede che questo progetto venga affidato agli enti competenti per il parere, enti che abbiamo già coinvolto ampiamente sulla vicenda del Rio delle Pietre e sulla tombinatura che metà degli anni 50 riguarda la parte centrale del nostro paese. Acquisiti i pareri, il progetto andrà poi riadottato come definitivo, poi ci sarà l'individuazione della ditta tramite la procedura prevista dai lavori pubblici e l'affidamento appunto dei lavori che prevediamo possano iniziare nell'estate del 24. L'opera è prevista nel piano opera del 2024. Il costo dell'opera è di 650.000 euro. Per il momento li abbiamo indicato come finanziamento per quest'opera un mutuo, però abbiamo anche già partecipato ad un bando regionale per proprio la risoluzione di problemi idraulici, idrogeologici, quindi confido che sia ben valutata l'urgenza. C'è il maltempo, come sapete. Andiamo avanti con la cronaca, una notizia che abbiamo dato
in questi giorni. A Padova una famiglia costretta a dormire in auto con 2 bambini piccoli. La notizia è che alcuni padovani hanno comprato una casa e l'hanno affittata a questa famiglia, che quindi potrà finalmente stare in un'abitazione e non all'interno di una vettura. Vediamo l'intervista che avevamo fatto al padre, sentiamo. Non ho trovato neanche l'hotel pieno, e tanto pagare una notte 70 euro, 100 euro, e tanto. Nader e Asma vivono in macchina da 3 settimane con i loro figli, un bambino di 4 anni e mezzo, una bambina di 11 mesi. Sono arrivati dalla Tunisia 2 anni fa. Hanno regolare permesso di soggiorno. Nader ha un impiego a tempo indeterminato, eppure nessuno vuole affittare loro una casa. Io ho tempo determinato, contratto di lavoro, non problema di mangiare, non problema solo la casa. Io ho cercato tutto, tutta l'agenzia, lascia tu numero, ti chiamo. Niente. Lui sempre gira con la mia macchina, 20 euro, 30 euro gasolio, a mattina, a sera. Nella loro auto, parcheggiata vicino alla chiesa di Sacro Cuore a Padova, tutta una vita stipata in poche valigie, i pannolini per la piccolina e le coperte per il freddo. La coppia qualche volta riesce a trovare un posto per un paio di notti in albergo, ma loro vorrebbero trovare una casa in affitto. Il problema non è i soldi, il problema è che sempre l'agenzia lascia il tuo numero, e quando io ho trovato una casa, sempre il proprietario nuovo stranieri. Si sono rivolti ai servizi sociali del comune di Curtarolo, dove hanno la residenza, ma ancora non hanno trovato un alloggio. Prima di vivere in auto erano stati ospitati da un conoscente. La preoccupazione è tanta, soprattutto per i bambini. Il più grande va all'asilo. Tutto intorno a questa famiglia si sta muovendo la solidarietà. La speranza è che qualcuno porti presto una bella notizia. Io pago l'affitto, pago cappara, pago tutto. Io sono chiaro, non è come un'altra persona, fai soffrato. Io solo lavorare, sempre lavoro, anche non fai malattia. Io sono stato adesso 1 anno e 10 mesi con il mio azienda, solo una volta che ho fatto malattia. Ho bisogno di una casa, per favore aiutami. Per favore aiutami, e questo era il padre dei 2 bambini che dormiva in auto con la moglie. È stato aiutato, qualcuno ha raccolto questo appello, addirittura ha comprato un'abitazione che ha affittato a questa famiglia. Stiamo parlando da molti giorni di quelli che sono stati i problemi, si pensa anche tecnici di autobus elettrici che sono stati al centro di incidenti gravissimo, quello della cavalcavia di Mestre con 21 vittime, poi lo schianto contro un pilastro di un edificio di Mestre in via Carducci, questa volta per fortuna senza gravi conseguenze. Abbiamo collegato, mi pare via Skype, il presidente di MOM, Giacomo Coladonna. Abbiamo visto, Presidente, un altro incidente. Adesso non si può fare generalizzare e attribuire tutto, credo, a possibili problemi all'interno di questi autobus elettrici, perché come abbiamo visto in via Carducci lì c'era stato un malore dell'autista. In questo caso bisognerà capire che cosa ha costretto questo autista così a ritrovarsi fuori strada, se è stata una svista, se è stato un tentativo di evitare un impatto con un altro mezzo. Qual è oggi l'analisi di questa situazione, dopo anche le dichiarazioni di un autista, dichiarazioni rilasciate ieri a noi, in cui diceva che sono mezzi difficilmente controllabili, che servirebbero corsi di formazione più attenti per i conducenti. A lei, Presidente. Allora, io non credo che ci vogliano dei corsi particolari. Hanno la patente D, moltissimi hanno la patente DE, quindi sono dei professionisti del volante, quindi credo che sono mezzi pesanti, mezzi lunghi, quindi devono prestare più attenzione rispetto a una macchina normale, però con tutte le tecnologie che ci sono oggi credo che un problema particolare non si ponga. Nel caso specifico nostro, quello che è successo oggi, è successo che
su una strada non sicuramente larga, un 14 metri, quindi un 3 assi, ha messo la ruota di destra sul ciglio della strada, pioveva in quel momento, quindi la terra ovviamente era fradicia e l'autobus si è appoggiato con la parte anteriore sul fossato. Non è successo niente, grazie a Dio, andava a velocità molto ridotta, erano due a bordo, due utenti a bordo, non hanno avuto nessun problema e nessun problema l'ha avuto anche l'autista. Quindi in questo caso ci è andata bene. Questo non è un autobus elettrico, è un autobus normale a gasolio, quindi la situazione non è che riguardi solo gli autobus elettrici in generale. Il fatto è che per esempio MOM ha 500 autobus che tutti i giorni sono fuori dalla mattina alla sera. Facciamo 3.200 corse e può succedere situazioni di questo tipo. Ovviamente qua non si può paragonare a quello che è successo a Mestre, ma di una situazione particolare su un incidente che grazie a Dio non ha avuto nessun ferito, e questo ovviamente è la notizia migliore. Presidente, quali sono poi aziendalmente le conseguenze di questi incidenti? C'è stata ovviamente la sospensione, parliamo ovviamente qui in questo caso, sto parlando dei mezzi gli autobus elettrici della società La Linea, che sono stati coinvolti in queste vicende tragiche, parlo in particolare del cavalcavia. Cioè è stato giusto sospenderli per alcuni giorni, sottoporli a delle indagini? Sicuramente sì, hanno fatto bene a sospenderli. Gli autobus, da quello che ho capito, una parte sono già rientrati in servizio, sono stati fatti dei controlli mirati da ditte specializzate. Credo che anche il costruttore sia intervenuto e abbia dato le giuste garanzie. Da quello che so, quegli autobus erano 20 ed era un anno che giravano ovviamente per Venezia e Mestre. È successo quello che è successo, adesso la causa non la conosciamo in questo momento perché sono in corso gli accertamenti. Io credo che l'attenzione che viene posta dagli conducenti dei mezzi sia un'attenzione particolare, sono dei professionisti, e nel caso nostro ovviamente, a parte il sinistro che è successo sabato dell'altra settimana, che ha avuto l'impatto con quel furgone, sinistri particolari non ne abbiamo avuti. Io sono tanti anni che sono nel trasporto pubblico nella provincia di Treviso, ma sinistri del tipo di quello di sabato di 10 giorni fa non li ho mai visti. Quindi sono delle fatalità, sono autobus che corrono ovviamente tutto il giorno per le strade e quindi possono succedere incidenti di quel tipo. Approfitto della sua disponibilità per un'ultima domanda. Ci sono le proteste degli autisti che dicono turni massacranti, mezzi difficili da condurre, insomma questo sempre diciamo relativamente in particolare alla società La Linea, ma poi ci sono state le proteste anche degli autisti della CTV. È vero che è difficile trovare autisti di questo tempo, cioè proprio c'è una mancanza di personale anche nel vostro settore? Sicuramente sì, siamo in un momento in cui ci sono delle difficoltà di trovare autisti. Nel nostro caso, per fortuna, in questo momento non abbiamo queste criticità perché ci siamo mossi ancora un anno fa con la famosa Academy. Abbiamo già una ventina di personale che esce da questa Academy che abbiamo creato con Umana, e questo ci ha dato la possibilità di avere personale sufficiente per il nostro servizio. Sono mezzi che hanno dai 12 ai 14 ai 18 metri, quindi ovviamente sono mezzi pesanti, mezzi che devono essere guidati in un certo modo. Io credo che, io parlo per la mia azienda, io non conosco le altre aziende, sui turni massacranti
credo non sia un problema nostro. I turni sono ormai turni in vigore da qualche anno. Abbiamo anche confronti costanti col sindacato e quindi nel caso specifico di MOM turni massacranti io li escluderei a priori. Presidente, grazie molte, grazie e buon lavoro, a presto, grazie molte. Giacomo Coladonna, Presidente di MOM. Vediamo l'intervista esclusiva di Ilaria Marchiori ad un autista che ha voluto mantenere l'anonimato, che ha parlato appunto di quello che può essere effettivamente accaduto, di quelle che possono essere state le cause dell'incidente del cavalcavia di Mestre. Vediamo. C'è chi l'ha guidato, che ho sentito, che è un collega appunto della linea, che vero che è comodo rispetto a un mezzo a gasolio che magari si utilizza tutti i giorni, magari come in ACTV, ma presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata, si fa fatica. Basta vedere le strade di oggi che ci sono a Mestre, tipo ad Asseggiano, no? Pensate a un 47H elettrico che fa fatica a sterzare in quella rotonda, mentre un mezzo a gasolio riesce meglio a eseguire la manovra. Questo è un dato di fatto, quindi sarebbe il caso anche di magari far correre di mezzi più piccoli del caso se elettrici, perché appunto le strade siamo sicuri che siano adeguate a quel tipo di mezzo, a quella stazza di mezzo, vuol dire per lunghezza, per larghezza, per dimensione, per peso. A parlare è Marco, questo un nome di fantasia, ex dipendente della linea, l'azienda il cui amministratore delegato è indagato insieme a 2 dirigenti del comune di Venezia per la strage avvenuta sul cavalcavia di Mestre lo scorso 3 ottobre. A detta sua, i bus elettrici non avrebbero la stessa sterzata di quelli a gasolio, rendendo così difficoltose molte manovre. E anche se non possiamo sapere quanto implichi questa dichiarazione, resta un dato di fatto che quella sera il bus condotto da Rizzotto ha sbattuto ben 27 volte lungo il guardrail prima di precipitare di sotto. Marco evidenzia poi che spesso questi mezzi elettrici vengono guidati da più autisti nell'arco della stessa giornata. Non c'è il tempo materiale per il mezzo di una congrua sosta, per raffreddarsi piuttosto che raffreddare i freni o comunque un attimo di pausa, anche per lui. Anche i mezzi sono sotto stress. Quel mezzo nello specifico è stato guidato da 4 persone. Il povero Alberto, che è morto, era il 4º autista che guidava quel mezzo. Poi denuncia. Non vengono fatti corsi di formazione specifica sull'utilizzo del mezzo, oppure corsi antincendio, corsi sulla sicurezza o primo soccorso. No, arriva un collega che ti spiega la linea e che ti spiega quei 2 o 3 tasti da usare. Oppure l'affiancamento te lo fa personale non in organigramma aziendale. Quindi mi faccia capire, in una situazione d'emergenza voi non siete in grado di intervenire? Io personalmente no. E i suoi colleghi neanche, visto che non sono stati formati adeguatamente? Assolutamente sì. Intervista di Ilaria Marchiori della nostra redazione di Venezia Mestre. Quindi carenza di personale nel settore dei trasporti, si cercano autisti, si cercano anche persone che lavorino negli alberghi. Purtroppo accade che anche quando c'è lavoro si perde il posto per lavori, così come sta accadendo all'hotel Bonvecchiati, dove a fine mese 65 dipendenti dovranno lasciare il loro posto di lavoro, ma l'associazione albergatori è pronta ad assumere tutte le professionalità in esubero. Sentiamo. Dal 30 ottobre l'Hotel Bonvecchiati in bacino Orsello a Venezia chiuderà i battenti per riaprire dopo un lungo stop di almeno 3 anni con un nuovo assetto societario. L'Associazione Veneziana Albergatori, per bocca del suo vice direttore Daniele Minotto, sentito al telefono, e il gruppo Iniziative Venete guidato dal CEO Roberto De Zorzi, sono pronti ad assumere le professionalità in esubero, circa 65 lavoratori. L'attuale proprietà SID occuperà d'altro, quindi ci sarà una cessazione, quindi non ha senso oggi parlare
di ammortizzatori sociali se non per la NASPI, perché non ci sarà un traghettamento verso una continuità di gestione. Non è neppure possibile chiederlo. Riteniamo opportuno applicare una misura di politica attiva, cioè il fatto che le persone devono riprendere subito il lavoro. A Venezia c'è richiesta di lavoro, noi abbiamo circa 430 aziende associate che hanno bisogno di più di 1000 lavoratori, quindi i 65 dipendenti dell'Hotel Bonvecchiati verrebbero sicuramente ricollocati nella città di Venezia e probabilmente lavorerebbero a pochi metri da dove operano oggi, e la possibilità anche di una crescita professionale. La prossima settimana sono già in calendario incontri con i sindacati. L'applicazione di ammortizzatori come la cassa integrazione è un atto che noi riteniamo non corretto, se non poco lungimirante, se non irresponsabile. Per un lavoratore avere 5 anni di cassa integrazione, quindi di non contribuzione, in un regime prettamente contributivo come quello attuale, vorrebbe dire trovarsi con una pensione decurtata di quasi il 30%. Il governo Meloni con l'ultima manovra ha annunciato di voler aiutare le famiglie e le imprese con il taglio del cuneo fiscale, con la riduzione dell'IRPEF, però la situazione è sempre molto difficile per tante famiglie che non arrivano alla fine del mese e non a caso sta aumentando moltissimo il numero degli indigenti che si rivolgono a Padova alla mensa dei Cappuccini, dove c'è in diretta Federico Fusetti. Buongiorno, sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Non è con noi il rettore del santuario di San Leopoldo perché è in preghiera e quindi vi raccontiamo un po' noi quello che sta accadendo. Alle mie spalle è proprio il santuario dove, dicevi giustamente, si rivolgono sempre più persone per chiedere aiuto. Qui vengono forniti dei pasti, ma soprattutto vengono fornite delle borse con la spesa, con generi di prima necessità, ogni 15 giorni. Ebbene, il dato è che da circa 40 borse che venivano preparate e consegnate siamo passati a 200 nell'arco di un paio di mesi, quindi quintuplicato il numero di persone che si rivolgono qui, spesso anche con la vergogna di dover chiedere un aiuto, persone abituate di solito a non dover chiedere aiuto, molti gli italiani in aumento, gli italiani rispetto agli stranieri, che non arrivano più alla fine del mese per tante ragioni, dall'emergenza abitativa, da mariti che si sono separati e quindi non hanno più un alloggio, da chi non ha più nemmeno i soldi per pagare le visite mediche e i ticket sanitari, e quindi le motivazioni sono davvero le più varie. Naturalmente spesso è chi ha perso il lavoro che si trova in difficoltà e deve ricorrere all'aiuto dei padri cappuccini che appunto hanno questa capacità di consegnare dei pacchi, delle borse, con l'aiuto dei privati. Sono molti, per fortuna, i cittadini generosi che aiutano i padri cappuccini a affrontare questa emergenza. C'è anche la questione dei pasti, come dicevo, quindi anche quella è una componente di aiuto che viene fornita dai padri cappuccini, pranzi completi con persone però che hanno poca voglia di raccontare la loro storia, proprio un po' anche per il pudore e insomma la fatica e la difficoltà di essersi trovati improvvisamente senza un lavoro, senza uno stipendio, e quindi difficoltà che aumentano. La cosa che colpisce di più è che, e questo è un tema attuale, molti non si curano più, quindi molto collegato alla questione sanitaria questo aumento di poveri, perché il rischio sempre più concreto e la realtà sempre più concreta è di persone che rinunciano a curarsi perché non ce la fanno. Direttore. Grazie Federico, se poi ti capitasse di avere qualche testimonianza, qualcuno che possa, qualche voce che da sentire in diretta, certo, sarebbe bene. Grazie eventualmente a più tardi. Intanto tanti disperati trovano rifugio in edifici abbandonati, succede a Vicenza come in altre città. Tra questi ci sono anche coloro che proprio per sfamarsi poi vanno a rubare nelle
abitazioni. La polizia di Vicenza spesso è protagonista di controlli molto capillari in queste strutture. Vediamo. Sicurezza, 4 ordini di allontanamento dall'Italia, 5 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza, 2 avvisi orali. È il bilancio dell'ultimo controllo straordinario interforze coordinato dalla Questura. Obiettivi specifici per il contrasto allo spaccio di stupefacenti non solo i noti punti caldi del centro storico, ma anche alcuni edifici abbandonati segnalati dai cittadini. Una cinquantina gli agenti impiegati tra Polizia Locale, Guardia di Finanza e Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, che hanno controllato minuziosamente alcuni immobili in via Torino, quartiere Ferrovieri e nell'area di cantiere ex Zambon. Un intervento mirato è stato inoltre effettuato dagli agenti della Polfer nella stazione ferroviaria. Complessivamente sono state 189 le persone identificate, 87 stranieri e 53 con precedenti penali. Disposti inoltre 5 posti di blocco dove sono stati controllati 62 veicoli e 9 esercizi commerciali. Un servizio di vigilanza preventiva apposita è stato inoltre effettuato in prossimità di alcuni edifici scolastici nelle ore di maggiore affluenza degli studenti. Ed è stato individuato e sottoposto ad una misura cautelare dalla polizia un pusher 25enne ritenuto responsabile della morte di un 49enne di Treviso. Sentiamo. Gli investigatori della squadra mobile di Treviso hanno identificato il pusher che aveva fornito lo stupefacente che aveva causato la morte lo scorso 13 marzo in via Ellero a Treviso di un 49enne. Nel fine settimana gli agenti della questura trevigiana hanno eseguito una misura di allontanamento dalla regione Veneto nei confronti di un 25enne nigeriano residente in città che, cedendo della droga per così dire di pessima qualità, avrebbe provocato il malore fatale al suo cliente. Non si è trattato di un'indagine semplice. Per risalire al giovane spacciatore è stato necessario ricostruire la rete di contatti della vittima dell'overdose, scoprendo alla fine che erano già dei mesi che il ragazzo cedeva all'uomo delle dosi sia di cocaina che di eroina. Pare che il 49enne, che soffriva di una patologia cardiaca, in più occasioni si fosse lamentato della sostanza che comprava da quel pusher. Fatale un'ultima dose proprio di cocaina pagata 50 euro, acquistata il giorno della sua morte. Piogge intense su tutto il Veneto, era stata prevista questa ondata di maltempo. Vediamo proprio il meteo radar, vedete in giallo, sono tutte le precipitazioni molto intense, vi dicevo, soprattutto a Verona e ovviamente anche in Friuli Venezia Giulia e tutta questa zona gialla che sta interessando il nord-est. È prevista una perturbazione anche domani, intanto questa si sta spostando verso est e la prossima dovrebbe interessare soprattutto le regioni centrali. E a proposito di tempo, un sito internet aveva annunciato una possibile tempesta Vaia, addirittura una tempesta Vaia 2 sull'altopiano, ma era una bufala ed è stato durissimo il sindaco di Asiago, Rigoni Ster. Dobbiamo stare molto attenti a queste comunicazioni che vengono compiute in modo avventato, creando allarmismo nella popolazione, quindi stati d'ansia e soprattutto creando anche un danno all'economia. Le comunicazioni cui si riferisce il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern sarebbero quelle diffuse da un sito web che avrebbe annunciato un possibile Vaia 2 in altopiano. E la mente di tantissime persone è subito corsa a quel disastro che tra il 26 ottobre e il 5 novembre del 2018 mise in ginocchio la nostra montagna, con danni che si stanno pagando ancora oggi. Si può ben immaginare come la gente si sia allarmata, preferendo restare a casa piuttosto che rischiare di imbattersi in una tempesta. In realtà, più che una tempesta, qui è stato sollevato un gran polverone per nulla. E il primo cittadino di Asiago ai nostri microfoni non usa mezzi termini contro chi ha divulgato queste vere e proprie fake news. Pensiamo a questo fine settimana che tutto sommato le condizioni meteorologiche hanno garantito anche delle giornate soleggiate, c'era pochissima gente ad Asiago. Io credo che l'informazione meteorologica debba avvenire da parte di centri che forniscano informazioni dettagliate e con cognizione di causa per evitare che si creino allarmismi. È proprio il sindaco che attraverso i social ha voluto inviare un messaggio chiaro con un testimonial d'eccezione.
L'immagine dell'acero rosso è testimonianza vera della rinascita dopo le devastazioni determinate dal Vaia. E condanna duramente la superficialità di chi si improvvisa esperto. Chi rilascia, chi diffonde informazioni avventate può creare un danno importante ad un'economia come la nostra che vive di turismo. Credo che sia fondamentale agire con serietà e acquisire informazioni da siti, da pagine social che abbiano una affidabilità certa e che siano in grado di fornire informazioni attendibili. E aveva provocato non una tempesta ma un terremoto il reddito di cittadinanza, un terremoto politico fino a quando il governo Meloni ha deciso di abolirlo, di cancellarlo, di modificarlo alla radice. Le risorse saranno date soltanto a coloro che per malattia o per altri motivi non possono lavorare. Tutti gli altri, gli occupabili, devono mettersi a bussare alle porte a cercare una occupazione. E il terremoto è stato provocato da tanta illegalità, da persone che non avevano diritto al reddito e invece si sono intascate molte risorse. L'ultima vicenda è quella di Treviso, la Guardia di Finanza che ha denunciato 2 famiglie rom, 14 persone in tutto, che si erano impossessate di somme per 500.000 euro. 14 persone, 2 famiglie, stessa residenza, eppure in 11 sono riusciti a percepire il reddito di cittadinanza. Come? Semplicemente dichiarando la presenza di 11 nuclei familiari. Siamo a Vittorio Veneto, le famiglie di origine Sinti sono state individuate grazie agli accertamenti dei finanzieri, partiti proprio da quel dato, quella residenza in comune. Siamo partiti proprio da questa circostanza, diverse erogazioni attribuite a numerosi nuclei familiari che formalmente risiedevano allo stesso indirizzo di residenza. Questo insomma con le successive attività investigative ci ha consentito di appurare la fittizietà di questi 11 nuclei familiari e che in realtà erano riconducibili a 2 sole famiglie. Le indagini dei finanzieri della tenenza di Vittorio Veneto hanno fatto emergere diverse falsità nelle domande presentate già a partire dal 2019. Uno degli indagati aveva anche percepito il reddito di emergenza, quella misura di sostegno destinata a persone o famiglie che la pandemia aveva messo in ginocchio. Difficoltà in realtà inesistenti per queste persone che parallelamente avevano in piedi attività di commercio o di autovetture mai dichiarata al fisco. Nella documentazione inviata all'INPS sono stati omessi redditi per oltre 500.000 euro. E in alcuni casi era un commercio che avveniva attraverso delle truffe ai danni dei clienti. Vere e proprie truffe, dunque. Dal 2019 gli indagati hanno percepito il reddito di cittadinanza senza averne titolo per un importo complessivo di 300.000 euro. 14 le persone individuate e denunciate alla Procura della Repubblica di Treviso, nonché segnalate all'INPS per recuperare complessivamente l'importo erogato pari a circa 300.000 euro. Servizio di Anna De Roberto, oggi in regia Francesco Cerone e Italo Morao. Vediamo titoli ancora del Gazzettino: stop a crediti e super bonus, migliaia di imprese a rischio, crack in Veneto e Friuli Venezia Giulia, vendite a picco, aziende esposte. La notizia del bus che è finito fuori strada, come vi abbiamo detto prima, Moriago della Battaglia, abbiamo sentito il Presidente Coladon, non ci sono fortunatamente feriti, e poi siamo in attesa di sapere se effettivamente il Presidente Malagò ha rimesso in pista Cortina, soprattutto se la pista del bob sarà mantenuta a Cortina. E in attesa di sapere i risultati di questo vertice che è in corso in queste ore a Milano, vediamo cosa aveva detto il Presidente del CONI Malagò, con un'accusa pesante rivolta per quanto riguarda i ritardi proprio al governo. Sentiamo. Olimpiadi Milano-Cortina, ultime ore appese ad un filo per conoscere il destino della pista da bob. Domani si riunirà il CDA della fondazione che dovrà decidere dove disputare le gare. St. Moritz, Innsbruck e Cesana le ipotesi sul piatto, ma nelle ultime ore è spuntata di nuovo Cortina, magari con un progetto ridimensionato che comprenda solo la pista, senza il corollario del museo. Ipotesi concreta, suggestione o speranza lo si saprà solo dopo la decisione della Fondazione per i Giochi Invernali 2026, presieduta
presieduta da Giovanni Malagò. Il presidente del CONI oggi a Vicenza non si sbilancia per questione di rispetto, dice, ma non nasconde di tifare per Cortina. Io faccio tifo per Cortina come lo farei per qualsiasi posto dove all'inizio si era abbracciato un'idea di pianificazione, ecco, quindi non è una cosa specifica di Cortina, è un fatto semplicemente di rispetto di quello che erano dei percorsi su quali siamo stati votati, peraltro. E così risponde sul fatto che il Veneto si senta fortemente penalizzato dalla perdita delle gare di bob, skeleton e slittino. Il Veneto è stato penalizzato da chi aveva onori e oneri di realizzare l'opera, e chi doveva realizzare l'opera, scusate se ve lo dico, è un'organizzazione del governo e di conseguenza tutto può fare eccetto che prendersi allo sport, perché lo sport, questo è sicuro, è certificato, è vittima di questa storia. Sui ritardi Malagò ribadisce di avere lanciato da tempo l'allarme, ma oggi alla vigilia del CDA decisivo lascia ancora aperto uno spiraglio. Non ho detto che ci sarà la soluzione, ma mi auguro che avvenga e ho anche qualche idea. Oggettivamente che ci fossero delle dinamiche palesemente di ritardi, questo l'ho sempre denunciato. Poi quando qualcuno ti dice vedrai che poi tutto andrà a posto, però non mi sembra che è andata così. Però vediamo, potrebbe anche esserci, diciamo, un coniglio da cilindro. E questo è il servizio di Marta Marangon che è andato in onda ieri dopo le dichiarazioni di Giovanni Malagò. Vi ricordo l'incontro è in corso in queste ore, per cui vedremo se riusciremo in tempo utile a darvi la notizia della decisione di questo vertice. Ne abbiamo parlato ieri sera della pista del bob e delle Olimpiadi invernali del 2026 a Focus. Vediamo se ho trovato l'intervento su questo di uno degli ospiti, Settimo Gottardo, ex parlamentare ed ex sindaco di Padova. E come mai proprio adesso tutto assieme? Era un'altra parte. Adesso trovo quella giusta. Vediamo allora lo sfogo della Presidente degli industriali del bellunese, Lorraine Berton, che parla davvero, è molto critica rispetto a quanto sta accadendo, a questi ritardi, a queste polemiche. Vediamo. Spero ancora ci sia lo spazio per poterci ripensare, perché questa è una figuraccia in mondovisione, non se lo merita il Veneto e non se lo merita la provincia di Belluno. È inammissibile e inaccettabile che Cortina faccia una mini Olimpiadi, come vogliamo chiamarla, per non dire altro. È un fiume in piena la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, auspicando che ci sia ancora un margine di recupero di quello che definisce un vero e proprio scippo a Cortina. Il Veneto non starà zitto e la provincia di Belluno non starà zitta, per cui, guardi, io ho un'assemblea il 6 novembre pubblica di Confindustria dove si parlerà anche di Olimpiadi. Vengano a spiegarlo in questa assemblea, sono tutti invitati, li aspetto. Il presidente Zaia ha già dato la sua piena disponibilità, può venire Malagò, può venire Bodi, possono venire tutti. Vedo che fanno un po' di fatica forse ad accettare questo invito e mi chiedo perché. Rabbia ed indignazione per quanto accaduto con la pista da bob, ma anche per quello che potrebbe succedere per tutte le altre opere infrastrutturali previste per i giochi invernali del 2026, vitali per questo territorio di montagna, così come lo sbocco al nord atteso da decenni, continua Lorraine Berton, rivolgendosi alla politica nazionale. Che si facciano vedere, che vengono a parlare con questo territorio, perché obiettivamente fare campagna elettorale su un territorio di montagna è veramente scorretto. Abbiamo bisogno di queste infrastrutture, abbiamo bisogno delle Olimpiadi, abbiamo bisogno dello sbocco nord. Vengano qui e discutano con questo territorio, con le persone che su questo territorio lavorano e ci mettono la faccia ogni giorno. E tra questi ci metto le imprese, perché qualcuno si dimentica che qui ci sono alcune delle imprese più importanti a livello internazionale, non a livello nazionale, e non penso serva nemmeno che io faccia i nomi. La Presidente Lorraine Berton. Sentiamo allora cosa ha detto ieri sera a Focus Settimo Gottardo. L'amministrazione della Lega Veneta subordinata all'interesse della Lega Lombarda. Come abbiamo visto nella formazione del governo, i ministri sono tutti cubani, mica veneti, tanto per essere chiaro. Quindi questo è il punto molto debole. Se invece ci fosse stata fatta un'operazione
dei presidenti delle regioni Trentino Alto Adige, Friuli e Veneto. È certo che la distribuzione degli sport della montagna sarebbe stata diversa. È la storia che ci riporta anche a un'autonomia che noi non coltiviamo assieme alle altre regioni autonome, invece di stare lì a contestarle. Ecco, quindi io la vedo debole politicamente. E se mi permette, direttore, prego. Prima avevo cercato di dire anche sulla storia del sindaco di Venezia, con il massimo rispetto che ho per la persona di Brugnaro, un bravo sindaco e dell'eccellente presidente della regione Luca Zaia. Però, ma voi pensate che la politica sia quella di decidere a tavolino come fosse un gioco del sissi biribissi della vecchia Repubblica, di una casella va all'altra, lasciando fuori i cittadini? Ma sapete cosa significa per i cittadini sentirsi tagliati fuori e i giochi già fatti? Significa, come nel collegio senatoriale di Monza, trovandosi giochi già fatti e candidati non competitivi al di là di quello di Forza Italia, che il 19% è andato a votare e l'81% non è neanche andato a votare. Sergio Gottardo, ieri sera abbiamo parlato ovviamente anche della politica delle prossime elezioni. Avete sentito cosa ha detto all'inizio? Ha detto in sostanza c'è sempre lo zampino della Lombardia, quindi ha fatto riferimento alla Lega, dove si decide sempre tutto a Milano, e anche per Cortina ha fatto questo riferimento Settimo Gottardo. Si sta parlando molto dell'ipotesi, per ora un'ipotesi, del presidente Luca Zaia, che potrebbe diventare sindaco di Venezia se non potesse fare il suo terzo mandato, però per ora sono congetture, sono così, voci, rumors, come si dice in gergo. Sentiamo alcune reazioni rispetto a questa notizia. Zaia, futuro candidato alla poltrona di sindaco di Venezia. Sia per il presidente del Veneto che per Brugnaro, attuale primo cittadino di Venezia, gli incarichi sono formalmente in scadenza, così in base allo sbarramento imposto dalla legge dopo 2 mandati consecutivi, sebbene per entrambi si parla di una possibile proroga del mandato al 2026, cioè fino a dopo le Olimpiadi. La candidatura di Zaia, un'ipotesi più che fattibile secondo il vice sindaco di Venezia, nonché membro del direttivo regionale della Lega. Una città come Venezia, con un profilo molto internazionale, lui avendo anche molte conoscenze a livello internazionale e avendo uno standing anche internazionale, può sicuramente aiutare questa città e può sicuramente essere un nome forte e decisivo. È vero che non vive a Venezia, come ho sentito dire, è vero, però insomma ci lavora da tanti anni, la conosce bene, conosce soprattutto anche le persone che ruotano intorno a Venezia, conosce le dinamiche e i problemi della città. A metà fra fantapolitica, rumors e indiscrezioni, c'è da capire ora se a Roma verrà chiesta la possibilità del terzo mandato, che poi di fatto sarebbe il quarto per Zaia. Per il deputato della Lega Coin la speranza è più che concreta. Noi speriamo che continui a fare il Presidente della Regione, in quanto i limiti non devono essere normativi, ma dal mio punto di vista devono essere di volontà dei cittadini, per cui il limite dei 3 mandati è un limite assolutamente anacronistico che, se fosse rimosso, sarebbe un bene. I giochi, o meglio i futuri incarichi, si delineeranno meglio con i risultati delle prossime europee di giugno, spiega un altro leghista, nonché presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Zaia può far tutto, non serve evidenziare le capacità del presidente Zaia in ogni ambito politico, amministrativo nel quale potenzialmente può cimentarsi. Da parte di Luigi Brugnaro un secco no comment, i tempi sono prematuri, chiude. Non c'è niente da dire. Zaia può fare qualsiasi cosa, non so, poi dopo sono altre cose che riguardano lui, non lo so, ma io poi non commento queste cose. Adesso è andato fuori un sondaggio telefonico che ha alimentato i sospetti e le voci, perché si parlava in questo sondaggio telefonico, si chiedeva se i cittadini fossero stati d'accordo con una candidatura di Luca Zaia a sindaco di Venezia. Vediamo.
Il dibattito sull'eventuale candidatura di Zaia a sindaco di Venezia probabilmente non ha stupito quei veneziani che già se l'erano sentita proporre in un sondaggio telefonico. Telefonate peraltro ricevute diverso tempo prima che l'ipotesi iniziasse a farsi largo e balzasse agli onori della cronaca politica, tanto da rappresentare per alcuni un piccolo giallo. Nelle ultime settimane molti veneziani hanno ricevuto una telefonata di un istituto di sondaggi che formulava 5 quesiti. Uno dei 5 era sull'operato del sindaco in carica, Luigi Brugnaro, e un altro dei 5 quesiti era sul gradimento di un eventuale Zaia sindaco, quindi sulla possibilità che Luca Zaia diventi sindaco di Venezia, abbinato a un altro quesito sulla sicurezza. Marco Gasparinetti, consigliere comunale di Terreacqua 2020, ha approfondito la questione. Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, vanno infatti obbligatoriamente pubblicati metodologia, campione e committente dei sondaggi politici. Ed eccoci, il sondaggio è stato realizzato dal 18 al 20 settembre da Queris SRL per Italipost, che ne ha dato notizia nel sito Venezie Post. Sempre nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri si legge di 504 interviste complete, 2156 rifiuti e 248 fuori quota. Per la candidatura di Zaia sindaco di Venezia non c'è un plebiscito. I certamente sì e certamente no quasi si equivalgono, così come i probabilmente sì equivalgono alla somma tra i probabilmente no e a coloro che non rispondono. Gli scenari di qui a 2 anni possono cambiare. Abbiamo visto i 5 Stelle passare dal 32% dei voti a 1/3 dei voti che avevano. Abbiamo visto come altre realtà politiche, Matteo Renzi dal 30% sono precipitate in poco tempo. Diciamo che la folla è mobile qual piume al vento e la popolarità di certi soggetti politici potrebbe anche declinare tanto rapidamente quanto velocemente hanno scalato i vertici delle classifiche. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e poi dovremo tornare, collegarci con Filippo Fois da Venezia. C'è un vertice dei prefetti, un vertice antimafia e ovviamente molto altro. A tra poco, grazie. Andiamo in diretta a Venezia dove sta parlando il prefetto Michele Di Bari, vertice antimafia, anticrimine, anticriminalità. Si sta parlando di spaccio a Mestre, sentiamo il prefetto. In aree degradate, come voi ben sapete abbiamo già fatto uno sgombero importante a Chioggia, mentre per quanto riguarda il fenomeno dello spaccio nella regione noi avvertiamo e constatiamo che questo fenomeno ha delle cointeressenze, dei collegamenti tra le province, motivo per il quale anche su questo la conferenza regionale si è soffermata, perché per esempio c'è una stretta interconnessione tra le province di Padova e Venezia, ma anche spesso anche con le altre province, perché ci sono dei veri e propri pendolari dello spaccio che quotidianamente da altre province raggiungono Mestre con i mezzi ferroviari per fare poi rientro a fine giornata. In questo contesto io ho ringraziato sia l'autorità giudiziaria che le forze di polizia, la polizia ferroviaria, perché questo fenomeno, devo dire la verità, da un punto di vista dell'attività di polizia inizia a dare qualche buon risultato. Per quanto riguarda invece le tematiche ben più ampie che riguardano le infiltrazioni mafiose nella regione Veneto e soprattutto questa conferenza ha consentito di dialogare, confrontarsi, scambiarsi idee con l'autorità giudiziaria, quello che noi, tutti i prefetti, che ringrazio, della provincia, della regione Veneto, hanno cercato di focalizzare, che non soltanto non bisogna abbassare la guardia, ma che, come sempre accade con tutta l'economia forte che circola nella regione Veneta, è un fenomeno che va puntualmente, specificamente attenzionato. Va bene? A proposito dei furti, che sono leggero aumento. No.
Sì, però posso dire questo. No, non un attimo. Che tipo di furti? Glielo dirò. Allora, se parliamo della città metropolitana, ovviamente i furti sono in aumento, però quello che più, per esempio, in lieve diminuzione sono i furti negli esercizi commerciali, mentre quelli con strappo, destrezza e in abitazione e auto in sosta sono in lieve aumento. Per quanto riguarda invece tutti gli altri indici siamo allineati con quelli della regione, insomma. Va bene? Prego. Per le amministrazioni non chiuse, che entità, ha qualche dato da darci? Che ne so, quanto è radicato il fenomeno qua in Veneto? Allora, noi dobbiamo tenere presente che questi fenomeni sono radicati nella misura in cui ci sono anche evidenze di carattere giudiziario. Come voi ben sapete ci sono state le risposte positive che i procuratori hanno fornito. Il procuratore di Venezia ha fornito ha fatto una dettagliata analisi sia per quanto riguarda ciò che è successo a Venezia, ciò che è successo a Venezia, nella città metropolitana Eraclea, ciò che è successo a Verona, dove ci sono già delle sentenze che hanno dato una verità giudiziaria sul fenomeno. Ed è ovvio che questa situazione, unitamente all'aumento delle interdittive antimafia che si è avuto nella regione Veneto, c'è un incremento anche delle interdittive antimafia, fa pensare che dobbiamo tenere alta la guardia su queste situazioni. Scusi, perché posso fare una domanda di strettissima attualità, visto che oggi eravate tutti riuniti e c'erano anche i procuratori dell'antiterrorismo. È arrivata pochi giorni fa una circolare del capo della polizia Pisani chiedendo a tutti di alzare l'allerta. Ecco, volevo capire nel Veneto come siamo messi. In Italia ci sono 28.000 obiettivi sensibili da attenzionare, ci sono circa 700 soggetti da... Noi stiamo monitorando tutti gli obiettivi sensibili, ovviamente ogni prefetto nella propria provincia e il prefetto di Venezia nella città metropolitana lo sta facendo da tempo, e tra questi obiettivi sensibili ci sono anche quelle che voi state vedendo ictu oculi anche a Venezia, il ghetto, tanti. Per esempio? No, io non do numeri. Ma li avrete, se sono certo che ce l'abbiamo. Certo che ce l'abbiamo. Poi faremo un dettagliato rapporto su questo. Certo che ce l'abbiamo. Obiettivi sensibili che riguardano strutture, che riguardano persone, che riguardano alcuni luoghi, tutto ciò che va attenzionato viene attenzionato, e soprattutto attraverso, che è la cosa più importante, attraverso la flessibilità di moduli e dispositivi di sicurezza che devono essere mirati rispetto all'obiettivo che noi abbiamo. Cioè siamo non soltanto la circolare del capo della polizia, ma c'è stata anche una direttiva del ministro dell'interno su questo argomento che è sotto gli occhi di tutti, e quindi noi immediatamente abbiamo agito attraverso la convocazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, e in cui abbiamo stabilito il da farsi su queste vicende. Ma voi avete attenzionate? Allora, questo era il prefetto di Venezia Michele Di Bari. Dopo il vertice dei prefetti sull'antimafia, ma avete sentito, ha parlato anche di furti, di criminalità, di infiltrazioni mafiose e terroristiche dopo quello che è successo a Bruxelles, un islamico che ha ucciso 2 tifosi svedesi. Con noi, per noi a Venezia c'era e c'è Filippo Fois, eventualmente si ricollegherà se avremo notizie più importanti. I prefetti alcune cose le possono dire, altre cose no, sia pure in una conferenza stampa dove vengono sollecitati giustamente dai giornalisti. E proprio per evitare infiltrazioni del terrorismo islamico è stato sospeso il trattato di Schengen in Italia e in altri 10 paesi, in particolare lungo la frontiera
della Friuli Venezia Giulia con la Slovenia, documenti, controlli, sentiamo che cosa sta succedendo ai valichi e con i tanti tir in coda a Fernetti. Sentiamo i nostri colleghi di Trieste. Eccola la coda di tir che dalla Slovenia entra in Italia, sono tantissimi, li possiamo praticamente contare, 1, 2, un terzo che si appresta ad arrivare e poi così la fila continua fino a perdita d'occhio, decine, centinaia forse di camion che cercano di passare e che già da ore vengono fermati e controllati dalle forze dell'ordine, Polizia di Stato insieme ai militari che ovviamente devono vagliare tutta la documentazione, scannerizzare i documenti e controllare anche l'interno dei camion, appunto il carico. Sono molti gli operatori che sono qui a Fernetti che stanno predisponendo questi controlli straordinari. Di fatto oggi la vera e propria prova del 9 dei tanti lavoratori, soprattutto quelli ovviamente transfrontalieri, tanti camionisti che devono ogni giorno passare per Fernetti e vedete la coda a testimonianza di quello che sta succedendo e del disagio che è già stato segnalato, che ci sarebbe stato effettivamente per questi controlli che ovviamente non possono fare altro che rallentare il flusso veicolare, nonostante le forze dell'ordine facciano di tutto per fare in modo che si proceda il più speditamente possibile. Macchine private ma soprattutto furgoni, van e camion con targa straniera vengono controllati praticamente a campione, ma direi quasi tutti a questo punto, perché davvero la vigilanza in questo senso è massima. Difatti stiamo camminando in autostrada insieme alle automobili e ai tir che stanno passando dalla Slovenia all'Italia. Guardate che code, con tanto di segnaletica ovviamente che avvisa della possibilità di rallentamenti e soprattutto degli imminenti controlli che avvengono appena si sbuca dall'altra parte, appunto in Italia. Tanti i lavoratori che devono per forza passare per il confine di Fernetti e transitare per questa zona. Servizio del nostro inviato Gianluca Paladin, ma tantissimi migliaia di migranti erano già passati ovviamente prima della sospensione del Trattato di Schengen. Adesso a Trieste, come in altre parti d'Italia, c'è un'emergenza umanitaria perché ci sono questi disperati in giro per le strade. Vediamo il servizio, un altro servizio della nostra redazione triestina. Oggi sono 391 i richiedenti asilo a Trieste privi di accoglienza e in condizioni di totale abbandono. E la denuncia di ICS, Comunità di San Martino al Campo, DONC, International Rescue Committee, Diaconia Valdese e Linea d'Ombra. Molti dei richiedenti, hanno sottolineato le associazioni, sopravvivono in condizioni estreme nel Silos, in cui attualmente trovano rifugio circa 220 persone. Una situazione destinata ad aggravarsi con l'arrivo del freddo. È una situazione di crisi umanitaria che perdura purtroppo alle porte dell'inverno. Ci sono oltre 200 persone che attualmente dormono al Silos, la maggioranza delle quali sono dei richiedenti asilo che sono in attesa che la prefettura di Trieste organizzi la loro accoglienza istituzionale. Allora torniamo a Venezia, dove sta parlando di nuovo il prefetto di Venezia Michele Di Bari. Sentiamo cosa sta dicendo ai giornalisti. Un leggero incremento c'è, noi registriamo questo incremento, questo a dimostrazione che l'attenzione resta alta su un fenomeno sul quale non bisogna mai abbassare la guardia. È un fenomeno che ha aumentato, ha fatto aumentare l'attenzione delle Olimpiadi? Ma no, il fenomeno è attenzionato nell'intero territorio provinciale. Teniamo conto che ogni qualvolta vi sono situazioni particolari, in quelle situazioni c'è l'attenzione che noi dobbiamo assicurare in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, con una forza e una capacità di penetrazione tale da prevenire questi eventuali forme di illegalità. Ma le infiltrazioni mafiose in Veneto le definirebbe un fenomeno preoccupante o ancora marginale? Io ritengo che le risposte giudiziarie che sono arrivate sia nella città metropolitana di Venezia sia a Verona, ma anche in qualche altra provincia, io credo che
è un fenomeno da tenere ben presente, anche su questo da non abbassare la guardia e di essere sempre attenti, perché voi come ben sapete i fenomeni malavitosi, soprattutto quando c'è una infiltrazione, questa infiltrazione ha requisiti di flessibilità, di mimetizzazione, che rispetto al passato si riesce sempre con difficoltà ad individuare, ma che queste risposte giudiziarie però nel Veneto hanno dato un esito fortemente positivo. Sul fronte antiterrorismo sono aumentati. Sul fronte antiterrorismo il contesto internazionale è sotto gli occhi di tutti, lo conoscete, anche nel Veneto si sono state adottate misure in esecuzione della direttiva e della direttiva del ministro Piantedosi, e soprattutto in ossequio a quelle che sono le regole allorquando vi è un contesto internazionale che esige una attenzione particolare. Quindi sono aumentati gli obiettivi sensibili? Sono aumentati, più che aumentati, noi abbiamo ben presente durante l'ordinarietà che comunque esistono obiettivi sensibili. Ci sono alcuni obiettivi sensibili che necessitano però di una priorità e di una maggiore attenzione. Ci sono anche contesti sensibili, cioè di radicalizzazione, di possibile radicalizzazione, che vengono tenuti sotto controllo? Non si escludono questi fenomeni, anche perché è sotto gli occhi di tutti che spesso come noi notiamo dai mass media, questo fenomeno purtroppo viene fuori. Però anche qui le forze di polizia e l'autorità giudiziaria hanno una attenzione particolare e che sono anche delle direttive che spesso vengono adottate in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Una cosa sui pendolari dello spaccio che scelgono tutti Mestre per recarsi a spacciare, proprio una piazza. Questo pendolarismo criminale, che è ben conosciuto, è un pendolarismo che è altrettanto attenzionato, e ci sono forze di polizia che stanno facendo un ottimo lavoro. Allora, questo era il prefetto Michele Di Bari, intervistato dai giornalisti dopo il vertice dei prefetti sulla mafia, infiltrazioni mafiosi, infiltrazioni terroristiche, la criminalità nelle nostre province. Intanto c'è stata l'evacuazione del Tribunale di Treviso in seguito a una telefonata anonima che annunciava la presenza di una bomba. Gli accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco con artificieri e unità cinofile hanno dato esito negativo. Sono in corso indagini per individuare l'autore della telefonata. In genere sono personaggi che mirano a far saltare udienza o a creare un caos che rallenti ulteriormente i tempi della giustizia. A Tombolo è stato presentato un libro sulla vita e la grande carriera, i successi del banchiere Ennio Doris, che è scomparso recentemente. È un libro che è stato scritto dalla figlia, ci racconta tutto Chiara Gaiani. Qui a Tombolo, all'interno della villa di Ennio Doris, in questa giornata piovosissima, coperti dal meraviglioso gazebo che si trova all'interno, la presentazione del libro che Sara Doris, una dei figli di Ennio, ha realizzato su il padre. Ennio, mio padre, questo è il titolo. Una lunga intervista con il direttore del giornale, Alessandro Sallusti, che appunto sta incontrando Sara, la presenza di tutta la famiglia Doris. C'è anche la vedova di Ennio Doris, Lina Tombolato, c'è il figlio Massimo, ma ci sono anche i cugini, c'è la famiglia allargata di Tombolo, il paese dove ci troviamo e dove Ennio Doris tornava puntualmente il giovedì sera per poi incontrare gli amici del paese per ripartire per Milano, per la Lombardia, per la sua azienda il lunedì. Perché questo libro? Abbiamo chiesto a Sara Doris. Perché il padre, ci ha raccontato, era una persona semplice, una persona che tutto quello che ha fatto l'ha fatto perché amava le altre persone. E allora vi racconto anche un aneddoto che la figlia Sara ha scoperto, perché questo è stato un libro fatto grazie anche agli incontri con le persone del paese, con chi Ennio Doris l'aveva conosciuto bambino. Ci ha raccontato, pensate, che in un'epoca in cui sicuramente non c'era né la voglia né tantomeno probabilmente le energie e i soldi per festeggiare i compleanni, la famiglia di Ennio Doris piccolo festeggiava
festeggiava il compleanno, e queste feste sono scolpite nella memoria degli amici di Ennio Doris e di tutto questo contorno che si è creato all'intorno. Un uomo, un imprenditore che ha lasciato tanto, a partire proprio dalla persona che era. E allora sentiamo il perché ha scritto questo libro nell'intervista che ci ha rilasciato poco fa Sara Doris. Perché la necessità adesso di raccontare l'uomo e ovviamente raccontare anche l'imprenditore, raccontare l'uomo che ha avuto sempre un grande legame con questa sua terra, il Veneto e soprattutto con Tombolo? Perché io credo che quando ti senti depositario, e non solo io intendo tutta Mediolanum, di qualcosa di molto grande e meraviglioso e che può essere utile, perché a noi tutti gli insegnamenti di Ennio Doris, anche tutto ciò che c'è su YouTube, per dire, tutte le registrazioni, sono un qualcosa che continuano a guidarci anche oggi. Ecco, io ho pensato che sarebbe stato un po' da egoisti tenerlo per noi, e quindi un libro che racconta in maniera semplice la vita di un uomo semplice, perché le cose vere sono semplici, potesse, chi lo sa, essere magari di ispirazione per qualcun altro. L'ho fatto con molta umiltà, però io spero che l'intento di poter dare qualcosa ancora agli altri attraverso la sua vita possa raggiungere l'obiettivo. Figlia di Ennio Doris, in un libro che racconta tutta la sua vita, a partire da quell'incontro casuale nella piazzetta di Portofino con Silvio Berlusconi, l'incontro che poi portò ad una svolta professionale di Ennio Doris, che da lì partì per un volo che è terminato soltanto quando è scomparso recentemente, che continua ovviamente con il figlio e la sua famiglia. Andiamo in pubblicità, pochi minuti, e poi torniamo di nuovo qui con Focus TG. Fortissime precipitazioni questa mattina in tutto il Veneto, e sono i cambiamenti climatici che hanno effetti spesso devastanti per l'agricoltura. E allora ci colleghiamo con Lucio Zanatto a Cavaso del Tomba e sentiamo cosa ci dice l'eminenza grigia del settore primario con la sua rubrica Agricoltura. Tiene sotto controllo tutto il settore. A te la linea, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Intanto vi dico che da questa mattina qui sta piovendo a dirotto su tutta la pedemontana trevigiana, e comunque per il momento abbiamo visto i canali stanno tenendo e quindi non c'è ancora problema idrogeologico. Però, come hai detto giustamente tu, è un altro dei tanti segni di un cambiamento climatico che si fa sentire, quindi grandi momenti di siccità alternati poi a piogge intense con un dilavamento importante, perché la terra indurita non assorbe l'acqua. Noi siamo venuti qui perché ieri abbiamo raccontato con Luca Mercalli, abbiamo raccontato la storia del cambiamento climatico. Allora abbiamo voluto vedere e toccare con mano se esiste questo cambiamento climatico, dove in un momento di raccolta quando sostanzialmente si tirano le conclusioni di un'intera annata. Allora siamo venuti alla tappa olearia, ovvero dove nei frantoi si sta cominciando a produrre l'olio di quest'anno. Cominciamo con un produttore, Bruno Bernardi, che non a caso abbiamo qui perché oltre che essere produttore è anche direttore di Aprolo, quindi possiamo parlare anche di latte. Da produttore ha notato il cambiamento climatico? Sì, si osserva il cambiamento climatico, specialmente in questi ultimi anni, penso del 2016 che è stato un cambiamento importante. Abbiamo le primavere, gennaio e febbraio, con temperature molto alte per quel periodo. Abbiamo maggio e giugno, quando c'è la fioritura e la legagione importante degli olivi, che purtroppo abbiamo temperature molto basse, piovosità accentuata, e quindi manca quel ciclo regolare delle stagioni che c'erano un tempo. Ecco, come direttore invece di Aprola, cioè dei produttori di latte, avete notato una diminuzione di produzione del latte con il cambiamento climatico? Sì, anche quest'anno, anche se le stalle sono tutte, possiamo dire, climatizzate ormai da questo punto di vista per mantenere la certa quantità, abbiamo notato che si sta registrando una diminuzione delle consegne di latte anche nel mese di settembre e anche ottobre adesso, che di solito sono mesi in produzione, e quindi da questo punto di vista dobbiamo dire che questa
temperature stanno influenzando anche la produzione di latte. Allora, intanto ringraziamo Bruno Bernardi. Facciamo vedere con Nicoletta invece questa carta, perché vi fa vedere praticamente l'area di produzione dell'olivo e quindi la produzione dell'olio nella nostra zona, quindi non una cosa tanto piccola o di nicchia, tanto è vero che tappe olearie, ovvero frantoi così, costano abbastanza. Allora, intanto incontriamo velocemente alcuni produttori. Buongiorno, lei è un produttore? Sì, un piccolo produttore. Come è andata questa annata? Pensavo peggio e ho trovato abbastanza raccolto, però ci sono piante che funzionano e producono anche ogni anno, non alternati, e altre piante invece che non ho visto risultati da 2-3 anni. Secondo lei il cambiamento climatico, troppo caldo, troppo freddo, troppo acqua? Può essere anche da zona a zona, perché noi abbiamo 2 oliveti a distanza di 5 km e tra una zona e l'altra ci sono 8 giorni di differenza sulla fase fenologica, che uno è anticipato e uno meno. Può essere che quella settimana piove o fa una temperatura minore e la legagione non è uguale. Però rispetto agli anni scorsi ha notato una differenza? Diciamo che su una zona che l'anno scorso era carico, pensavo che quest'anno facendo l'alternanza non ce ne fossero, e invece sono restato sorpreso che è pieno. Ecco, questo giusto per dire qual è il cambiamento climatico. Invece abbiamo una giovane produttrice, buongiorno. Intanto, perché ha deciso di fare la produttrice di olio? Beh, innanzitutto perché è giusto anche diversificare, nel senso che nell'azienda non abbiamo solo olio, ne abbiamo anche vigneto e è giusto diversificare. In più è una soddisfazione sinceramente avere il proprio olio e assaggiarlo e usare quello proprio prodotto con le proprie mani. Una giovane donna che si dedica all'agricoltura, sembra un ritorno al futuro. Può sembrare, però in realtà non sono l'unica, ecco, diciamo, quindi... Cos'è che l'ha spinta? Ma diciamo che da sempre l'azienda è un'azienda di famiglia, quindi io sono cresciuta, diciamo, nella campagna. Poi ho deciso di intraprendere gli studi sempre in ambito, mi sono iscritta all'albo degli agrotecnici, quindi diciamo che è La vita all'aria aperta è la cosa più importante, insomma. Sì, io difficilmente riesco a stare dentro casa per tanto tempo. Ecco, questo è un bel segnale. Allora, per ultimo, entriamo dentro con il Presidente Talamini, perché vi facciamo vedere il frantoio in pochi secondi. Presidente, allora, qui abbiamo praticamente tutta la macchina per far vedere ai nostri telespettatori. In 2 parole, le olive finiscono là dentro, poi passano in tramoggia e poi... No, vanno alla lavatrice, vengono lavate, poi vengono macinate, è un frangitore che le macina, e vanno sul reparto grammolatura. Quelle sono 4 grammole che lì girano lentamente per 40 minuti, 35-40 minuti, per separare l'olio. Ecco, giusto per capire, perché abbiamo pochissimo tempo, l'annata ci dicono essere di forse migliore qualità ma di minor quantità, insomma il cambiamento climatico l'avete notato anche voi? Certamente la qualità, quest'anno avremo si immagina un 50% in meno dell'anno scorso, che l'anno scorso non è stata una ottima annata. Quindi... Bene, allora per ultimo però, visto che prima abbiamo parlato di libri con quello di Ennio Doris, volevo far vedere questo libro dedicato all'olivo nella Marca Trevigiana, dove c'è una storia che è la storia dell'olivicoltura delle nostre zone. Esatto, della Pedemontana Trevigiana. Per dire... della provincia di Treviso. Per dire che agricoltura è anche questo. Direttore, se non hai domande ti restituisco la linea perché so che il tempo fugge, come si dice. Grazie molte, grazie Lucio, grazie a Nicoletta Rizzetto. Seguite sempre Agricoltura, la rubrica di Lucio Zanato, la più puntigliosa, precisa, fatta da un giornalista molto competente. Andiamo alla chiusura, vi rimandiamo all'appuntamento di questa sera alle 21:15 con Focus. Ringrazio in regia Francesco Cerone e Italo Morao. Buona giornata, arrivederci.